Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Nicola K, presidente di Confagricoltura Crotone, si è dimesso dalla carica al fine di non creare equivoci sul corretto operato dell'associazione. La sede infatti è stata perquisita dai militari della Guardia di Finanza ieri, sotto l'ordine del sostituto procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni, nell'ambito di un'indagine su una presunta truffa ai danni della Regione Calabria, che avrebbe fruttato a K quasi 9 milioni di euro grazie ai piani integrati di filiera. Nel registro degli indagati c'è anche la sorella di K, commercialista. Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha riattivato un finanziamento di oltre 1.500.000 euro e sono state trasferite all'ente competente le somme per i lavori di consolidamento di località Iano Rumbolotto nel Catanzarese. Le frazioni hanno subito un grave dissesto a seguito degli eventi alluvionali nel febbraio scorso. La somma a disposizione del comune era stata richiesta dallo stesso ente soltanto nel novembre del 2009, e cioè a distanza di oltre 6 anni. È un bilancio molto positivo quello emerso dalla celebrazione della festa della polizia svoltasi ieri sera nel castello di Carlo V a Crotone. Ad illustrarlo il questore Giuseppe Gammino, che ha sottolineato come le operazioni antimafia siano cresciute del 62% rispetto allo scorso anno. In totale sono state 215 le persone arrestate. Nel corso della manifestazione sono state assegnate 6 promozioni agli investigatori della squadra mobile, 3 encomi solenni, 8 encomi e una lode. Presente alla cerimonia anche il prefetto Panico. Il Mezzogiorno e l'Unità d'Italia è il titolo del seminario che si è svolto ieri pomeriggio nell'aula magna del Liceo Classico Pitagora di Crotone. Si è trattato di un appuntamento promosso dall'Università Popolare Mediterranea, sezione di Crotone, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Sono intervenuti tra gli altri Maurizio Mesoraca, Vittorio Emanuele Esposito, Pino Condello, Di Bella e Vacca. Durante la conferenza c'è stato anche un recital di poesie e brani sul brigantaggio. La Gran Loggia d'Italia celebra a Cosenza oggi i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si tratta del primo appuntamento di carattere nazionale previsto sul tema nel calendario annuale dell'obbedienza. In mattinata nel Teatro Rendano si è tenuto il convegno Squadra Compasso e Tricolore, i massoni per fare l'Unità d'Italia. Presente il sovrano Gran Commendatore, Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia, Luigi Prunetti. Saranno 980 gli atleti provenienti dalle 5 province calabresi che da lunedì prossimo e fino al prossimo 29 maggio parteciperanno alla settimana regionale dello sport. La particolarità dell'edizione di quest'anno, come è stato sottolineato nella conferenza stampa di presentazione svoltasi ieri, è che la manifestazione dei giochi studenteschi con le 6 discipline si svolgerà in un solo luogo, Crotone. L'iniziativa è promossa dall'ufficio scolastico regionale, dal CONI e dalla provincia di Crotone. Si svolgeranno oggi e domani nella piscina di Parco Caserta a Reggio Calabria i 25esimi giochi interregionali estivi di nuoto Special Olympics, un evento sportivo di grande prestigio per l'intera regione. Sono circa 35 gli atleti calabresi, siciliani e lucani che gareggeranno in vista dei giochi nazionali che si svolgeranno a Monza dal 28 giugno al 4 luglio prossimi. L'evento, organizzato da Team Calabria, prevede l'entrata in acqua degli atleti alle 18:30 di oggi per le gare preliminari. L'appuntamento con la cerimonia inaugurale dei giochi è per domani alle 9. Penultimo appuntamento per il campionato cadetto che scenderà in campo domani alle 15. Il Crotone si gioca i play-off per la Serie A in una sorta di finale contro il Cittadella al Tombolato, attesi 500 supporter rossoblù in terra veneta. Umore diverso invece in casa della Regina, dove gli Amaranto cercano punti salvezza a Grosseto per scacciare via l'incubo retrocessione. Domani alle 16 tocca anche alla Lega Pro. Il Catanzaro nell'andata play-off va a Barletta, mentre la Vibonese nel primo confronto play-out attende il Noicattaro. Gare di ritorno domenica 30 maggio a campi invertiti.